Per gli sfollati, forse, è più duro il ritorno a casa che l'evacuazione forzata. Vuol dire ricominciare da capo la vita, o quasi, in una bassa padovana in difficoltà anche prima dell'alluvione. Oggi l'acqua è rientrata, abbiamo solo qualche zona ancora con un po' d'acqua, ma il grosso è defluito con tutti gli interventi che sono stati previsti, portandoli verso le zone basse di Vighizzolo. E quindi adesso stiamo procedendo nella seconda fase, che è quella di recuperare quello che è stato il danno. Un'alluvione è come una ferita che non si rimargina. Il ritorno a casa è lotta con il fango, mobili ed elettrodomestici inservibili, tristezza e rabbia per l'impotenza provata di fronte a un terremoto d'acqua, l'acqua del Frassine e del Vampadore. Abbiamo avuto un incontro con il Genio Civile e con il Consorzio di Bonifica. Stanno preparando un progetto per la realizzazione di un controargine di terra che praticamente riesca a raccogliere anche l'acqua che in questo momento, a causa delle infiltrazioni tra le rocce, praticamente nei momenti in cui c'è stata la piena, vedi l'altro giorno, purtroppo fuoriesce dalla zona in cui è stato aggiustato l'argine. L'argine è particolarmente compromesso in tutta la sua lunghezza, nella parte interna e purtroppo mi diceva questa mattina hanno chiuso circa 48 tane di volpi o altri animali in circa 200 metri di lunghezza. Diciamo che con molta probabilità il problema è sorto da qualche tana che a causa della forte pressione dell'acqua per la piena del 1° di novembre praticamente nella parte più debole ha provocato la rottura dell'argine. Poi purtroppo si è unita la piena particolare, l'acqua che è piovuta in maniera copiosa a monte nella zona del Vicentino. Sicuramente la temperatura più calda rispetto alla normalità ha contribuito a sciogliere la neve che era in montagna e che era caduta nella fase iniziale. Penso che il Genio Civile, che è l'organo che è tenuto a eseguire le manutenzioni e a monitorare gli argini, dovrà lavorare per mesi per ripristinare una situazione ante-alluvione. È chiaro che di conseguenza per noi l'allarme rimane sempre alto. Viviamo noi sindaci sempre con il terrore che l'ennesima piena proveniente da Vicenza possa compromettere nuovamente gli argini dei fiumi che a causa di questa violentissima quantità d'acqua che hanno ricevuto sono sicuramente fragili. La rottura che c'è stata nella località Pradibote di Miledino San Fidenzio, rottura appunto del fiume Frassine, ha creato questo bacino di acqua enorme che si è riversato indirettamente nel mio canale di fiume Vampadore che costeggia appunto il mio territorio e che per il grande quantitativo d'acqua che ha ricevuto Giocoforza ha cominciato a esondare e questa acqua esondata è andata a sua volta a riversarsi in un altro canale che percorre il mio paese fino al centro, provocando un'ulteriore esondazione in altre zone del mio territorio. C'è un aspetto che emerge dal disastro: la ritrovata solidarietà. Gruppi di ragazzi impegnati a riempire i sacchi di sabbia, parenti che ospitano gli sfollati, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sempre presenti, i comuni che organizzano centri di accoglienza e tanto altro. Nel momento del pericolo, tutti presenti. I sindaci dei comuni colpiti hanno sottolineato quasi con sorpresa la risposta dell'intera comunità. Una luce è spuntata nel buio. Ma ci sono anche i freddi numeri. Sicuramente Saletto qui nella Bassa è il territorio più colpito e è stato allagato per l'80% del suo territorio, quindi tutte le vie sopra la regionale sono state allagate. A Saletto sono 1500 gli sfollati, per una gran parte rientrati. Basti pensare che solo la frazione di Dossi, che è stata evacuata il mercoledì, quindi 2 giorni dopo l'alluvione, conta 600 abitanti, quindi insomma i numeri parlano da sé. Noi abbiamo fatto una prima stima che è stata redatta dall'ufficio tecnico ed è quella che è stata inviata alla regione, diciamo, come stima del sindaco. 68 milioni di danni, dei quali 50 dei privati, 12 di attività produttive e il resto di infrastrutture pubbliche. Di fatto questa costituisce una stima di massima, io per quanto possa stimare il mio ufficio tecnico, insomma non posso pensare che possa aver quantificato al centesimo una cifra così alta, insomma. A parte ci sono quelli patiti dalle attività agricole, 100.000 polli circa i polli annegati a Saletto.
A Megliadino San Fidenzio sono 500 gli sfollati, ora tutti rientrati. Noi abbiamo avuto praticamente il lunedì 1° novembre tutta la zona nord del paese, quindi al di là della statale, abbiamo provveduto a farli evacuare. Praticamente una parte sono stati ospitati presso l'ostello di San Salvaro, circa 35 li abbiamo ricoverati presso il centro accoglienza di Saletto, il resto abbiamo sfollato circa 500 persone, sono stati o tra parenti o tra amici. 2,5 milioni di euro di danni, dei quali 1,5 milioni di infrastrutture pubbliche, il resto dei privati. Anche qui i danni alle attività agricole, 12.000 polli, 14.900 tacchini e 27 maiali, che seguiranno l'iter per il rimborso separato. Abbiamo avuto 2 capannoni, 2 allevamenti, uno di tacchini e uno di polli che sono praticamente annegati, e poi un allevamento di suini. Gli allevamenti li abbiamo messi in comunicazione direttamente con le ditte che hanno provveduto allo smaltimento delle carcasse. Il comune di San Vitale è stato allagato per una superficie che si aggira sul 40% del totale. A Megliadino San Vitale sono 40 gli sfollati, tutti rientrati. Abbiamo fatto una stima di massima e abbiamo un ammontare di 1,5 milioni di danni, comprensivi ovviamente dei danni di privati, danni di pubblici e danni alle attività produttive. È una cifra insomma importante che rappresenta appunto una stima di massima, ma anche dopo la scadenza, perché noi stavamo raccogliendo appunto le richieste di danni delle famiglie da inoltrare alla Regione, anche dopo il 10 novembre, termine ultimo per presentare questa stima di massima, stiamo comunque ricevendo ulteriori segnalazioni, quindi è un dato ancora in via di evoluzione. Infine Montagnana, 50 gli sfollati, tutti rientrati. Abbiamo avuto un po' di persone lì all'istituto Sacchieri e qualcheduna all'ostello. Abbiamo una situazione, ripeto, sotto controllo, ma non cessa il rischio. Può quantificare i danni numericamente? Allora, noi su richiesta della Regione abbiamo fatto un danno senza interpellare i cittadini, perché non c'erano i tempi, perché abbiamo avuto 2 giorni di tempo per fare una quantificazione così sommaria dei danni, perché la Regione doveva comunicarli allo Stato e quindi dare l'idea, diciamo, di qual era il danno. 1,5 milioni di euro di danni, 1 milione di privati e mezzo di infrastrutture pubbliche. Provincia, Regione e Stato hanno annunciato che gli aiuti arriveranno. Noi abbiamo avuto la visita del Presidente del Consiglio Berlusconi e del Presidente Napolitano a Padova, ha ricevuto noi sindaci alluvionati e naturalmente la prima cosa che noi abbiamo chiesto è stata questa, che lo Stato ci sia vicino dando un sostanzioso contributo in maniera da cercare perlomeno di rientrare di quelli che sono i danni che soprattutto hanno avuto le famiglie e le aziende agricole. Il Presidente Berlusconi ci ha garantito che il giorno dopo avrebbero avuto un Consiglio dei Ministri fatto ad hoc, che sicuramente una cifra il più possibile alta sarebbe stata stanziata. Intanto sono stati stanziati 300 milioni di euro per far fronte ai primi danni in tutto il Veneto. 300 milioni è la cifra, ormai la conosciamo tutti. Il Presidente Berlusconi ha parlato di primo stanziamento, ha parlato di qualcosa che arriverà dall'Europa, quindi io spero che questo sia un primo stanziamento e che qualcosa arrivi dall'Europa e che lo Stato poi qualcosina ancora ci dia. Sicuramente è uno stanziamento, mi auguro iniziale, che sicuramente non va a soddisfare o a rimborsare i danni che la Regione sta conteggiando. Il Presidente del Consiglio è stato a Padova, ci ha convocato tutti come sindaci alluvionati. Il giorno dopo ci è giunta notizia appunto che erano stati stanziati effettivamente questi famosi 300 milioni di euro, però sicuramente rappresenta una cifra non sufficiente. Mi auguro che sia fatta pressione il più possibile per incrementare questa somma e mi auguro soprattutto che ci sia una certa equità nel ripartire le risorse tra i vari comuni allagati. Non vorrei si creasse una specie di guerra dei poveri tra comuni sfortunati che dovessero essere adottate delle politiche, insomma, o delle direzioni poco eque. Penso che non si tratti qua di colori politici, si tratta solo di famiglie
ed imprese che hanno avuto fortissimi danni e che hanno tutto il diritto, in qualsiasi posto si trovano, e da chiunque siano amministrati, che hanno il diritto di essere rimborsati. Le istituzioni, dalle più vicine a noi, la provincia, la regione, al Consiglio dei Ministri, ci ha dato una risposta secondo me molto pronta e dimostrato una certa vicinanza e sollecitudine nel rispondere a questa esigenza che veniva mossa dal nostro territorio. Nel frattempo, i comuni e i privati si sono mobilitati dando vita a tutta una serie di iniziative per raccogliere fondi a favore dei propri concittadini. Passata la fase emergenza è ovvio che la prima preoccupazione che si pone è quella della ricostruzione. A livello nazionale e regionale sono partiti dei fondi o delle raccolte dei fondi alluvionati. Tuttavia abbiamo ritenuto anche a livello locale e montagnanese in particolare di creare un fondo che sia destinato a raccogliere tutte le destinazioni destinate poi. Cosa avete fatto? Allora, come prima cosa abbiamo creato un conto corrente creato in collaborazione tra Comune, le parrocchie di Montagnana, da Proloco di Montagnana e l'adesione di tutte le associazioni comunque in generale del Comune. Di qui sono partite tutta una serie di iniziative, che possono essere cene, concertini, tutte occasioni utili per raccogliere un qualche cosa. Il problema che poi si porrà è la destinazione degli stessi. In Comune è stata creata una commissione tecnica e operativa perché non si vuole assolutamente perdere tempo in burocrazia, cavilli e cose di questo genere. In Comune abbiamo in maniera precisa e dettagliata le indicazioni delle famiglie che hanno subito danni, con la stima dei danni, con le fotografie, abbiamo tutto di precisione perché io personalmente sono andato casa per casa, quindi abbiamo tutto. Fatto ciò, non è che per forza si attenderà la fine della raccolta fonti, ma anche in corso si potrà intervenire, che potrebbe essere anche nelle cose più banali ma materiali, la cucina, l'intervento sull'impianto elettrico, quelle cose più opportune. Voglio che nessuno si senta resti fuori o si sente escluso o siamo arrivati in ritardo. In questo momento noi siamo già intervenuti per quanto riguarda la tassa rifiuti, nel senso l'ultima rata del 2010 che era in partenza in questi giorni abbiamo già provveduto con il bacino Padova 3 ad esonerare le famiglie che hanno avuto purtroppo l'acqua che è entrata nelle case. Cioè, sicuramente poca cosa rispetto al totale dei danni che le famiglie possono aver avuto, però è un segno di come l'amministrazione cerca di venire incontro. Noi abbiamo posto appunto l'approvazione di un regolamento che prevede la costituzione di un fondo di solidarietà da destinare appunto alle famiglie danneggiate dall'alluvione, un fondo che non va a sostituire gli interventi e i rimborsi che arriveranno da Stato, da Regione, ma che va solo a rappresentare, a liquidare un prestito che viene erogato per affrontare le esigenze immediate, in modo che le famiglie abbiano la possibilità di ritornare il prima possibile nelle normali condizioni di vita, quindi a fare lavori di risanamento, sistemazione di impianti elettrici o l'acquisto anche semplicemente di un freezer, di un frigo, di una lavatrice o degli accessori. Questa alluvione, inizialmente sottovalutata, si è rivelata molto più grave del previsto, coinvolgendo in tutto il Veneto più di 130 comuni. Ma la popolazione non si è persa d'animo e sin da subito si è rimboccata le maniche, operando attivamente, come è tradizione della gente veneta.